Federica Curcio è un carabiniere scelto, ma prima di tutto mamma di una bimba di 2 anni. 2 ruoli ci confida impegnativi, ma che riesce con tenacia a conciliare. Certo, non è sempre facile, ma la divisa e i valori che ha abbracciato le danno una forza in più. In alcuni ambiti la presenza femminile è considerata un valore aggiunto, soprattutto quando in caserma arrivano vittime di violenza. Quando una donna viene a denunciare dei soprusi subiti, trova di fronte una donna, un carabiniere donna, riesce ad aprirsi in maniera molto più libera, riesce a dire tutto ciò che ha subito con maggiore tranquillità. Negli ultimi anni, fra l'altro, sono state inaugurate numerose stanze protette, già allestite e operative presso i comandi di Treviso, Conegliano, Vittorio Veneto e Oderzo, ed è in fase di realizzazione a Mogliano Veneto e Montebelluna, luoghi dove donne e uomini in divisa danno ascolto e protezione a vittime di maltrattamenti e abusi. È lo stesso colonnello Gianfilippo Magro a ricordare il lavoro delle donne in uniforme che difendono ogni giorno la legalità e il rispetto delle regole per la convivenza civile. Le donne rappresentano un valore aggiunto e grazie alla loro sensibilità e alla loro capacità il nostro servizio viene sempre anche migliorato dal punto di vista qualitativo. L'appello del colonnello a rivolgersi al 112 quando ci si trova in difficoltà. Segnalare sempre ogni forma di violenza, di minaccia, ma anche di disagio, perché abbiamo le strutture e abbiamo le persone competenti per poter ascoltare e risolvere i loro problemi. Federica racconta che non ci sono differenze con i colleghi, noi dice con soddisfazione facciamo quello che fanno loro, ma il suo sorriso più bello ce lo mostra parlando della sua piccola. Le piacerebbe che sua figlia facesse lo stesso mestiere? Oddio, a me lascio libera mia figlia di poter fare quello che vuole nella propria vita. Sicuramente le parlerò come esperienza positiva di quello che sto svolgendo, di quello che sto facendo, dell'aiuto ovviamente che do al cittadino in ambito con la divisa che indosso, e poi lascerò a lei la libertà di poter scegliere.